Buonasera e ben ritrovati con l'informazione serale di Telefriuli in apertura del nostro notiziario. La cronaca con il ritrovamento in un canale di un cadavere a Santa Maria la Longa. Si tratta di un uomo che era in sella alla sua bici quando è caduto nel fosso. Servizio. È caduto nel canale mentre era in sella alla sua bici, una caduta che è costata la vita ad Alcide Scrazzolo, 69enne, di Percotto di Pavia di Udine. Il corpo, ormai privo di vita, è stato ritrovato questa mattina a Merlana, nel comune di Santa Maria la Longa, in via Don Orione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per il recupero della salma. Ancora da accertare le cause che hanno portato alla caduta, forse un malore che ha colto l'uomo, che era solito frequentare quelle zone prima di rientrare a casa a pranzo. Scrazzolo viveva da solo. Dopo una breve esperienza a Manzano, nel distretto della Sedia, per 30 anni aveva lavorato in una fabbrica di tavole per via di Udine alle dipendenze dell'imprenditore Roberto Petrello, che, interpellato dalla nostra redazione, ricorda Alcide come una persona semplice, umile, corretta, modesta ed dedita al lavoro. Arrivava prima degli altri e se ne andava per ultimo, dice. Scrazzolo da 4 anni era in pensione ed era molto conosciuto in paese, dove spesso girava in sella la propria bicicletta. Ancora cronaca, ci sono degli sviluppi riguardanti l'omicidio di Lauretta Toffoli, sviluppi che rafforzerebbero, a detta della difesa, la pista pakistana. Sentiamo. Nuovi e interessanti elementi a favore della pista pakistana emergono dall'omicidio di Lauretta Toffoli, la donna di 74 anni uccisa 3 settimane fa nel proprio appartamento in via della Valle a Udine. Per il delitto è indiziato il suo vicino di casa di 40 anni, Vincenzo Paglialonga, che ora si trova in custodia cautelare in carcere a Udine. A fornire questi elementi, che potrebbero portare a un colpo di scena nell'intera vicenda, il difensore dell'uomo, l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, che ha depositato in procura una relazione tecnica redatta dai suoi consulenti, l'esperto di scena del crimine Eddie Sanson e la criminologa Linda Pontoni. Durante il sopralluogo dei giorni scorsi, afferma il legale, i miei consulenti hanno individuato alcune tracce ematiche fuori dall'appartamento di Lauretta Toffoli, forse in ascensore, sicuramente in alcune parti comuni dell'edificio. Sanson ha quindi prelevato materiale dalle tracce, poi fotografate anche dalla polizia scientifica di Padova, che potrebbero confermare la presenza di altre persone nella palazzina la notte dell'omicidio e incompatibili, a detta sempre di Bertoli, con i movimenti di Vincenzo Paglialonga. Già in sede di convalida d'arresto, la difesa aveva adombrato la possibilità che quella notte fossero presenti in via della Valle alcuni conoscenti di Paglialonga di nazionalità pakistana. Per noi, ribadisce l'avvocato, è un elemento cruciale che valorizzeremo in sede processuale. Vorrei che fosse esaminato e valutato anche dalla polizia scientifica. Vogliamo giocare a carte scoperte e in piena trasparenza. Temperatura giù anche di una decina di gradi, un forte vento che ha sferzato l'intera regione per tutta la giornata di oggi. Non si è fatta attendere anche in Friuli Venezia Giulia la perturbazione che sta creando più di qualche disagio sulle strade. Sono stati oltre un'ottantina gli interventi da parte dei vigili del fuoco del comando di Udine che si sono prodigati oggi per mettere in sicurezza alberi e rami e transenne caduti dai cantieri edili in strada. Con destrezza e grazie alla formazione assicuratagli da un master in ingegneria, aveva progettato dei microchip che, installati sui lettori POS o sugli sportelli ATM delle banche, riuscivano a carpire i codici delle carte di credito. Una volta impossessatosi del denaro, poteva garantirsi una vita lussuosa. Protagonista un cittadino rumeno di 45 anni, l'uomo è stato individuato e fermato a bordo di una corriera che dalla Romania era diretta in Italia. Ad arrestarlo è stato il nucleo radiomobile di Aurisina. L'uomo era ricercato dal 2005. Voltiamo pagina. Il ministro Speranza ha annunciato il bonus psicologo, misura con cui il governo intende supportare chi è in corso in questo tipo di problematiche a causa della pandemia. Il Friuli Venezia Giulia lo ha anticipato con una misura simile rivolta agli studenti che andrà in delibera a inizio giugno. Scopriamo entrambe le misure. È destinato a chi ha un ISEE fino a 50.000 euro e garantirà ai soggetti che potranno avvalersene un contributo di 600 euro l'anno. È questo il bonus psicologo, attivato con il decreto firmato ieri dal Ministro della Salute Roberto Speranza, utilizzabile dalle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso gli psicologi iscritti all'albo che abbiano aderito all'iniziativa e dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Questa è la novità a livello nazionale, ma la regione FVG, come già aveva annunciato nel mese di febbraio il presidente dell'Ordine degli Psicologi FVG Roberto Calvani, ha anticipato il governo mettendo a disposizione nella legge di bilancio 2021 300.000 euro per il bonus psicologo a favore dei giovani. Una misura che affianca quella nazionale e che andrà in delibera in giunta ad inizio giugno, in modo da partire già a settembre con il via alle domande. Il bonus psicologo FVG è destinato solo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e sarà destinato a circa 1.000 famiglie che potranno usufruire di 250 euro ciascuna per 5 sedute di psicoterapia. Per richiedere il bonus regionale, inoltre, non è necessario presentare l'ISEE. Calvani, per dare un'idea dell'importanza di questo intervento regionale, cita alcuni dati. Tra le conseguenze della pandemia in Friuli Venezia Giulia si è registrato un aumento del 30% dei disturbi alimentari e un altro più 30% di tentativi di suicidi tra gli adolescenti. Non solo, 4 posti su 8 nei reparti di pediatria sono stati occupati da giovani che si tagliavano o prendevano farmaci, senza contare il drastico aumento dei disturbi del sonno e dell'ansia tra gli studenti. A riprova della grande accelerazione del bisogno che già c'era di sostegno psicologico, necessità che è stata acuita dagli effetti collaterali di lockdown e contesto pandemico. E ora veniamo al bollettino sanitario del Covid, registrate nelle ultime 24 ore 289 contagi su 5.042 tamponi, calano a 96 ricoverati negli altri reparti, 2 invece in terapia intensiva. La buona notizia di oggi è che non ci sono stati decessi. 170.000 dosi somministrate per adulti, adolescenti e bambini, con punte di 1.200 ingressi nel luglio dello scorso anno, 350 volontari che hanno operato per consentire la piena attività. Sono i numeri che hanno contraddistinto il centro vaccinale anti-Covid a Gemona del Friuli, che oggi ha ricevuto la visita del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. L'esponente della giunta Federica si è congratulato per la perfetta organizzazione e ha detto che la sfida di superare il tremendo periodo pandemico è stata vinta grazie al grande e determinante apporto fornito dal volontariato. La scelta di fare volontariato, ha detto Riccardi, è figlia delle terre del Friuli Venezia Giulia e della sua storia. Per la comunità del Gemonese in particolare è figlia del dolore causato dal terremoto del 1976 come della generosità che una comunità disastrata ricevette per rimettersi in piedi e rinascere dopo le scosse. La guerra, il caro bollette e l'inflazione rischiano di erodere i risparmi dei friulani, 1.000 euro, quasi 1.000 euro in meno alla fine dell'anno nei portafogli. Sentiamo. A oggi gli effetti della guerra in Ucraina produrranno per l'anno in corso una riduzione del PIL di 24 miliardi di euro che corrisponde a una perdita di potere d'acquisto medio per ciascuna famiglia italiana pari a 929 euro. A pagare il prezzo più caro al nord Italia, penalizzate anche le famiglie del Friuli Venezia Giulia che ci rimetteranno 959 euro. A dirlo l'ufficio studi della CGA di Mestre, dal confronto tra le ultime previsioni di crescita del PIL realizzate prima dell'avvio del conflitto con le successive realizzate dopo l'invasione russa, emerge che la diminuzione della ricchezza prodotta nel nostro paese sarà dell'1,4%. Queste stime ovviamente sono parziali e suscettibili di cambiamenti. Le stime in capo alle famiglie sono risultato del deterioramento del quadro economico mondiale dovuto al conflitto russo-ucraino che nel nostro paese ha provocato un forte rincaro delle bollette di luce e gas, le difficoltà del commercio internazionale verso alcuni paesi e l'impennata dell'inflazione. L'inflazione anche in Friuli Venezia Giulia è una tassa della peggiore specie. Non si versa come gli altri tributi, ma la si paga subendo la riduzione del potere d'acquisto, che colpisce in particolar modo i ceti meno abbienti. Il governo intervenga subito con una misura salva salari per evitare di veder crollare i consumi e conseguentemente anche gli incassi di artigiani e piccoli commercianti. Il dono del sangue non si è mai fermato né durante la pandemia né in questo periodo di ripresa, grazie anche alla sensibilità dei giovani. Queste le parole di Roberto Flora, presidente dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, in occasione dell'assemblea annuale svoltasi nel polo universitario di Via Tomadini a Udine. Sentiamo. La popolazione friulana conferma la propria storica sensibilità al dono del sangue. Nel 2021 sono state 35.276 le donazioni effettuate dai soci dell'AFDS, un numero in leggera flessione rispetto agli anni precedenti, ma che indica come la pandemia abbia alimentato, anziché intaccare, lo spirito e l'altruismo dei volontari. I donatori non si sono mai fermati né nel periodo della pandemia né in questi ultimi anni.
è fondamentale questo ragionamento anche di una cultura del territorio. Questo è importantissimo anche perché ci sono anche molti giovani che si sono iscritti in questi anni e hanno compreso quanto è importante la donazione del sangue in questo momento. Il coinvolgimento di nuovi donatori, ben 1817 nello scorso anno, e la fidelizzazione di quelli già iscritti sono gli obiettivi cardine dell'associazione presieduta da Roberto Flora. Tra le azioni concrete per perseguirli c'è la telefonata agli associati, per invitarli a essere costanti nel dono del sangue e a divulgare ai propri conoscenti l'importanza di questo gesto. Fondamentale, sì, è vero, la chiamata, soprattutto far sentire la vicinanza dell'associazione dei donatori per ricordare anche qual è il nostro scopo essenziale. È importantissimo comunque continuare a gestire le sezioni sotto l'aspetto territoriale. Ecco perché abbiamo studiato anche l'arrivo di una nuova automoteca, la quale appunto accrescerà la raccolta soprattutto nelle periferie. A un anno dalla sua scomparsa, il nome dello scrittore Paolo Maurensi già è stato iscritto nel famedio dei Benemeriti di Udine nel cimitero di San Vito. Un esempio anche per le giovani generazioni, afferma l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Esempio di discrezione, di misura, di capacità di ascolto, mai una parola, un tono troppo elevato. Adesso anche vediamo grandi autori, per carità, qualità dei quali non si discutono, però che intervengono su tutto, aggrediscono nei talk show, diciamo il contraddittore. E invece abbiamo bisogno, secondo me, di un Paolo Maurensi che ci invita con i suoi comportamenti ad essere un po' più prudenti, a essere un po' più rispettosi, a essere un po' più discreti, anche nel porgere le proprie tesi, le proprie affermazioni. Io credo che Paolo sarà uno di quegli autori che continuerà a essere letto nel tempo, e mi pare che anche il fatto che grandi case editrici abbiano voluto pubblicarlo testimoni il fatto che hanno visto in lui sinceramente uno dei migliori, realmente uno dei migliori interpreti della letteratura di questo scorcio di inizio 2000, ma della fine del Novecento. Chi era Paolo? Era unico per me, beh, chiaro. Lei è contenta oggi, in questo momento, del ricordo? Triste, ma anche tanto contenta che sia stato ricordato, che si ricordi così, ecco. A me manca tutto. È stato presentato al pubblico questa mattina in Castello il libro Orcolat 45, uscito un anno fa per commemorare il 45esimo anniversario del terremoto in Friuli e per sottolineare l'importanza del contributo operativo delle forze armate nelle fasi dei soccorsi e della ricostruzione. Il Friuli ringrazia e non dimentica. Da una delle espressioni più ricorrenti riferite al terremoto che ha colpito la regione nel 1976 parte la presentazione del libro Orcolat 45, una produzione letteraria che si prefigge di mettere in risalto il ruolo delle forze armate nei soccorsi e nella ricostruzione post-sisma. Testimonia questo libro non solo riconoscimento alle forze armate che hanno collaborato in maniera organizzata e hanno subito fratellato, diciamo, con la popolazione, perché c'è stato veramente un riconoscimento costante. Qui poi noi avevamo moltissime caserme, molti militari, quindi c'è stato veramente questo grande spirito di riconoscenza e di orgoglio anche da parte dei militari per aver contribuito non da poco, veramente con grande costanza e soprattutto con organizzazione a difesa di quelli che sono i valori poi che sono stati portati avanti nella ricostruzione, nello spirito dei friulani della ricostruzione, di come è andata la ricostruzione, che è un vanto. Accadimenti così tragici che hanno visto però una risposta da parte delle istituzioni, ma soprattutto dall'esercito, quindi dei ragazzi in servizio allora, una risposta per combattere questo orco, quindi questa situazione così grave che ha creato così tanta angoscia. Qui la protezione civile nasce proprio negli anni successivi come risposta organizzata a quello che si è visto essere un meccanismo che è sorto spontaneo. Chiudiamo con lo sport, ultime notizie sull'Udinese, Udinese che avrebbe scelto, l'ufficialità dovrebbe arrivare a ore, il proprio allenatore per la prossima stagione e la scelta sarebbe ricaduta sull'ex difensore bianconero Andrea Sottil, che nell'ultimo anno e mezzo ha guidato con successo l'Ascoli. Ora Sottil dovrà liberarsi dall'ultimo anno di contratto con il club marchigiano per poter dire sì all'Udinese, con il quale dovrebbe legarsi
per la prossima stagione. Sottile avrebbe superato la concorrenza con Leonardo Semplici. E questa era anche l'ultima notizia. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.